Grandine come albicocche, raffiche di vento e forti temporali. Sono questi i fenomeni che nelle scorse ore hanno interessato in maniera diffusa il territorio pordenonese, dove il maltempo è tornato a colpire con particolare intensità. In pochi minuti il paesaggio si è trasformato con strade e vie del centro ricoperte di bianco come fosse neve. Le precipitazioni più intense si sono concentrate soprattutto nel capoluogo, dove si sono registrate forti grandinate accompagnate da vento. Segnalata anche la caduta di alcuni alberi, mentre proprio in queste ore prosegue la conta dei danni. Particolarmente colpita la zona di Borgomeduna a Pordenone, dove rovesci e grandinate si sono registrati con maggiore intensità. Una grandinata violenta che ha lasciato segni evidenti nel giro di pochi minuti. Numerose le segnalazioni arrivate anche dai telespettatori con criticità diffuse in diverse aree del territorio. Situazioni di forte disagio a Cordenons, Fiume Veneto, Arba, Cimpello di Fiume Veneto, Praturlone, Bruniere e Zoppola, dove si segnalano anche strade allagate. Disagi segnalati anche a San Giorgio della Richinvelda, Sesto Arreghena, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone. Segnalazioni inoltre anche a Porcia e la zona dell'interporto di Pordenone. Secondo quanto riferito inoltre da alcuni telespettatori, in diversi casi i chicchi di grandine avrebbero raggiunto dimensioni simili a quelle di un'albicocca, accompagnati da pioggia intensa e raffiche di vento che hanno reso particolarmente critici gli spostamenti. Non si escludono conseguenze anche per il comparto agricolo, con danni che potranno essere quantificati soltanto nelle prossime ore dopo le verifiche sul campo. Diverse anche le segnalazioni di allagamenti lungo le strade in alcuni edifici. Nel frattempo, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla valida dalle 18 di martedì 2 giugno fino alle 12 di mercoledì 3 giugno su tutto il Friuli Venezia Giulia. L'avviso riguarda la possibilità di nuovi rovesci temporali, anche di forte intensità, nelle prossime ore.